Buonasera a tutti, grazie molto. Questa sera quindi farò una piccola lezione di danza. Spero che non sarà noioso per voi e comunque non so danzare. Ora, ho chiesto ai miei amici prima di iniziare che portate un po' di qualche vestito di danza classica, un cappello per fare un po' il movimento un po' tango, di cui sono specialista, e un movimento un po' attigliato tipo Charleston, va bene? Così noi andremo un po' su questi movimenti di danza, ma siccome facciamo un po' teatro, lavoriamo un po' un attimo sul movimento, va bene? Se volete alzarvi, io mi metto qua e così facciamo questa lezione insieme. Metteremo un po' di musica insieme, se c'è un cellulare acceso. Basato su una respirazione e su uno sguardo. C'è sempre l'inspiro e l'espiro. Non importa se il movimento è perfetto o meno, l'importante è semplicemente essere presenti. Perfetto. Questo primo movimento così dà all'attore la possibilità di sentire il movimento musicale ed è interessante. Diceva forse il modo di toccare il suolo. Provate un po' questo movimento, un po' col sentimento che c'ha Richard Gere, che mi piace proprio, con lo sguardo che la dice lunga, che poi il cervello si è accorto, questo è un'altra storia. Questo è l'America e mi piace. Lo sguardo così, un po' lontano, mentre il passo è deciso e fan delle acque nettamente. È la sfida del tango. Guardarsi, sfiorarsi, così, due donne e le spalle, i camelli e talvolta le galline. Movimento lento, giro secco e la sfida. Lo sguardo, i piedi sono importanti, tutta la danza forse è questo, i piedi. Almeno così dico. E anche lo sguardo. Allora la respirazione si fa netta. Ma se la respirazione sale, il movimento si fa più formale. Siamo nel passo del mio amico Nureyev, la danza classica. E un'altra respirazione. Testa. Sono bravi però. E adesso più difficile dall'altro lato. Allegro sulle punte. Perfetto. Facciamo fiorire il movimento. Perfetto. Sarebbe carino qui fare un bel salto come fa Nureyev alla fine. Viviana, te che sei brava, facci vedere un po'. Così, un passaggio così da danza del cigno. È perfetto. Giuseppe, voli dritto verso la luce. È sentito.
Perfetto, Daniela, di un passo, vai. È giusto. Vai. C'è tecnica, eh? Valentina? Economico. Terza classe. Vediamo un po', Stefania. Salto, vai, schizza, via. Vai. Ariana, sì. E un salto lungo, perfetto. E poi a catena così. E questa siamo sui clown, mi piace proprio. E poi si riprende il passo. Ed è carino. Fino abbiamo visto, tengo il movimento, vai, passa un po' da sola, via, salto. Bel movimento. Bravo però. Vai, Manuele, vai, allegro, ballabile. Teresa in conclusione? Va bene, va bene, va bene. È bello nella danza classica, secondo me, la posizione dei piedi e anche del sedere, per dirla così, vedete? Perché subito il movimento è composto. E questo dà una certa assisa al movimento, lo sguardo si fa diverso. Di qua, dansante. Perfetto. Due ballerine classiche così si rimettono il trucco un attimo così e si guardano con questo disprezzo carinissimo degli artisti. Ecco, sì. Un piccolo saluto al pubblico, come fate? Appena, sì, un po' micragnoso, un po' disgustati. Sì, guarda, ecco, perfetto, ci siamo. Lasciamo un attimo la danza classica così e abbandoniamo il movimento per trovare un altro tipo di movimento più gioviale, una cosa un po' così, come un po' rock and roll, un po' tac tac tac. Sì, là. Allora, tutti e due, sì, lo scherzo del rock and roll. Ballano insieme, stessi movimenti, stessi passi. Ballare insieme e avere i stessi movimenti non è affatto facile. Già avere i stessi movimenti con se stesso mi sembra un casino. Avere la testa e i stessi movimenti insieme è già anche questo molto complicato. È perfetto la vostra coreografia. Stessi movimenti, tutto uguale, perfetto. Questa è la danza, il rock and roll, perfetto, giusto. Con la decomposizione, le spalle, i piedi, la testa, bacino, tutto il corpo si muove, si disarticola e basta. Perfetto. Ultimo movimento, inspira. Con questo ultimo movimento si ritorna semplicemente al momento di calma, grande e senza conflitto. Così, per trovare il gioco teatrale, ovvero il dramma, bisogna forse innanzitutto trovare lo stato di calma, il mare infinito. Ma adesso andiamo a mettere un po' di musica, se volete, e entrare un po' in questo mondo un po' del grande sentimento, un po' tango. Se avete portato qualche cappello, qualche cosa, e così facciamo un'entrata. Potremmo immaginare, se volete, che questa è una vecchia balera. Qui c'è un grande specchio. Si entra e un attimo ci si guarda allo specchio. A secondo ciò che vive uno nella vita, il modo di guardarsi allo specchio cambia radicalmente. Le donne sempre si guardano allo specchio, gli uomini ormai anche loro. Il sentimento cambia a secondo il personaggio, la musica e la situazione, ovviamente, e questo rende proprio significante questo tema, il bal, la danza. Noi seguiremo una musica, semplicemente quello, e insieme vedremo se delle piccole coreografie, dei piccoli passi di danza si accendono in modo assolutamente improvvisato. Entro in questa vecchia balera, davanti a me uno specchio antico,
mi guardo con i ricordi passati, come il tempo è passato, ormai è tardi, due gruppi si dividono a destra e a sinistra, con le valigie, con tutto ciò che uno porta appresso, e di fronte a me incontro lei, ritrovo lui o lei e si abbracciano. Il movimento è teso, molto fisico, sì, forte, e quando mi allontanerò porterò l'abbraccio in me. Danzo con la musica, giro, improvviso, prendo lo spazio un po' più verso il pubblico. Esatto. Talvolta incontro qualcuno che abbraccio. I movimenti sono tirati verso la luna, forti, umoristici, perché no? Teatrali anche loro. E poi un ultimo abbraccio, uno sguardo, guardarsi, allontanarsi. Questo è proprio la danza. Portare dentro di sé un sentimento. Ecco, mi fermo, torno davanti allo specchio, un'ultima volta mi rimetto il trucco a posto, come dire, un ricordo a posto, mi giro e vado via, seguendo la musica. Mi fermo. Sullo spazio rimangono ancora dei ricordi. Tutto nel piede, è del piede che balla, come gli animali fanno. Ma cambia l'atmosfera della nostra vecchia balera, di questo bal. E la tristezza lascia passo alla gioia, con una musica di Charleston. Diverso. Mi giro secco, mi guardo allo specchio. 2 a 2, immobilità qua, arrivano altri due che vanno, aspettate, buttarvi via, e altri attori arrivano, sbagliati. Tutto scatenato, il ballo parte. Botte e bottarelle, e l'adolescenza. Un po' più avanti, vai, due insieme. In questa improvvisazione. E talvolta in questa ballera due uomini litigano e si contendono una donna e parte uno schiaffo. E allora prenditi questo colpo mentre prosegue la danza. Si balla in coppia, ci si abbraccia, ci si cambia il partner e vai, scatenati con le ginocchia, con altre cose, e vai, giro, in coppia, e ti faccio girare. Più veloce, con i piedi. Leggero e frivolo, il passo. Il tempo passa e Cenerentola guarda l'orologio, va allo specchio un attimo tenendo il passo dentro di sé, si rimette il tutto a posto. Questa sera mi è andato proprio bene, allora mi giro e vado via, da solo o con qualcuno. L'indomani, in questa balera, in questo bal popolare, così,
è il cup of tea, five cup of tea, come si dice in inglese? Insomma, l'appuntamento delle 5. Lo spazio è affittato alle ballerine classiche, le amiche e amici di Nureyev. La danza è proprio la danza classica, intendo dire, questa sì che è una grande storia. Il passo fa che l'attore come respirazione va a cambiare il corpo, si allunga, si alleggerisce. Innanzitutto uno sguardo, una respirazione, parte una musica. L'arte cresce in me, profumo di sacro, essere o non essere. That is the question. Mi guardo allo specchio, sembra grazioso questo passo come un disegno di Degas. E inizia la danza, esatto, oh fermi qua, vi guardate in modo un po' snob. Ecco, con questo dolore, perché l'arte è dolore, sapete, attenzione. Con questa sofferenza artistica che fa in me crescere il Dio. Inizia la danza, via. Mi muovo poco perché sennò saltano i fili. Ecco, grazioso il partner, vola, svolazza. Falla volare, via, via, altre vite. Questo sì che è arte. E allora lei, genuina, sente crescere le ali dentro di sé. Si alleggerisce del proprio peso. È come la colomba, schizza, schizza, volare, allegro, allegro, sofferto, delicato. Il movimento, le manine, i ditini, sempre un po' d'arte d'argento, gocce d'argento sulle dita. Era carino il piede, fai un po' il piede? Niente, vabbè. Ecco, perfetto, Giuseppe, sei perfetto là. Vedi? Vedo il discepolo di Nureyev, che questo mi tocca. Volo, svolazzo, volate ragazzi. Via, grandi passi acrobatici, un po' di ruote, sì? Viviana, ce l'hai bene, Beatrice, vai. E il movimento viaggia, viaggia. Infine è tardi, guardo l'orologio e vado verso lo specchio, un ultimo lifting, guardate le vostre amichette, i vostri amici, con disprezzo, perché questa è l'arte. Rimetto un po' di lifting, là che mi salta, batto l'occhio, alzo il ditino, e fiero o fiera mi giro, via, via, via. Ah, lei è la piccola fiammiferaia, eccola qua, è il film muto, dolorosa, dove il mio amore, dove le farfalle corazzano, corazzate e farfalle, dove il mio amore, oh, dove sei? Eccolo là, no, qui, qua. Vai, una bella ruota, eccolo qua, arriva, vibrate, amore mio, oh, questo fiore, grazie, grazie. Ma che fai, sgualdrinella? Fuori di qua, questi fioracci del cavolo, beccati questa pang! E tu, maledetto, che hai fatto? Volazzate farfallette, e quello che le faccio, e becca bang! Essere meritato, artista del cavolo. Pang, dai ancora un altro. Sti cavolo, oddio,
quel viso fantastico, vedi, figlio mio, papà, finalmente ti ho ritrovato. Abbraccio, abbracciamoci, tutti si abbracciano. E la mamma, no, aiutiamola, portiamola via. Allegro e delicato il passo. Immobilità e via. Cambia però la nostra balera e cambia anche l'epoca. Siamo su. Qui qualcuno ha messo un buco di memoria e quindi ci sono cascato e io sono uscito. Siamo nel rock and roll. Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Rock and roll week. This day is all you man. This day is all needs to man. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all that I can. Days are to be mine. Days are to be mine. Gonna cruise her around the town, show everybody what I found. Get around with all my friends. Questo oh figlio, calmati caro, e vai con ballo, via. A due, vai con le ruote. Ma passa il tempo, bello questo, dai il movimento, passa il tempo, guarda l'orologio, wow, guarda allo specchio e rimette a posto, traffico il movimento, giro, secco, tac, come un fotoromanzo, esco, spazio frenetico cambia, l'atmosfera cambia, sentiremo un'altra musica e vedremo che cosa nasce, quale musica. Ciò che è bello nel cinema americano è il viso sofferto. Love story, sentimento, delicato, travolgente, stravolto, ballo con te, ti abbraccio, sei da solo, quali uomini sono così, e chi se ne frega, ballo, giro, e poi c'è chi da sola. E questa è la vita, perché loro sono insieme e sono contenti. Tu sei da sola, capita. Loro sono felici e questo è bello. Lei è triste e questo è bello. Ma attenzione, un gesto sbagliato, oddio, un scivolo, che è successo? E allora, piano piano, ciò che era bello diventa brutto e fate la rissa. Il sentimento stravolto, paradisiaco che diventa infernale.
E lei, che era sola, gioisce dell'inferno, e gli altri che cadono come fuori d'un turno si rialzano per ricadere. Ah, del turno, ah, l'amore. L'amore è una grande caduta, una chiamata e uno schiaffo, e poi di nuovo un abbraccio, e poi di nuovo una botta. Casco su di te, è lui che ci fa qui. Casco, e ricaschi, e fracasso, e giù lentamente. Allora, cambia. Cambia la musica. Gesto di lucidità. Ti rialzo. Lo sguardo verso il pubblico. Tagliente. Ma lei lo sguardo? No. Poi prendo lei, ecco. Ti abbraccio. Giro. I piedi del tango. Mi lascio credere a quel movimento argentino e via, danza con te, un momento struggente, lento, ma il tempo passa lentamente, vado verso lo specchio, mi rimetto il trucco, ti lascio e vado via. Piano. Immobilità. Siamo a un'altra storia, un'altra musica, un altro personaggio, un altro modo di guardarsi allo specchio. Tra 5 secondi. Tra 4 secondi, tra 3 secondi, tra 4 secondi, tra 1 secondo. Il giro secco. Lo specchio. Vai! Metallari, palponcino, lo sguardo, insertare, forte movimento, le porte, gli animali selvaggi, il rinoceronte, gli occhiali. Esagero. La dico, come si fa? Il tempo passa. Vado verso lo specchio. Mi rimetto il trucco. E vado via. Giro. E mi fermo. Ecco, un'ultima musica. Ultimi gesti, ultime immagini così, creati insieme. Il giro. Passo da fotomodella. Naomi Campbell. Le Pantere.
passo discreto da volto, supersonico, soft, indifferente, selvatico, lussuoso, un abbraccio, un rituale, un oggetto che prende un significato particolare, un gesto un movimento potente. Lenti movimenti pieni, ritualizzati. Ti trascino nella polvere. E poi cambiamo capelli. Lei si siede, lui si rialza. Gli ombrelli accompagnano il movimento. Spazio. Marianna, attenzione. Una ruota, Teresa. Di passaggio, leggero il movimento. Che si ripete. Lentamente verso il centro, verso lo specchio. L'ultima volta, ultimi passi per guardarsi là nell'infinito. Mi fermo in una posizione improbabile. E per stasera sarà tutto. Grazie.